È una bella notizia quella che arriva da Bruxelles e che è stata comunicata dal professor Attilio Scienza, neopresidente del Comitato Nazionale Vini. Parliamo della possibilità introdotta anche per l'Italia di poter inserire nei disciplinari delle DOC i vitigni resistenti alle fitopatie. È questo il commento di Venanzio Francescutti, presidente regionale di Fedagripesca, alla notizia giunta dalle istituzioni europee. Un'importante decisione anche per i vivai cooperativi Rauscedo, che da molti anni sono impegnati nella ricerca sul fronte della viticoltura sostenibile e che sono leader mondiali nella produzione di barbatelle. Il progetto sui vitigni resistenti è stato avviato nel 1998 in collaborazione con l'Università di Udine, l'Istituto di Genomica Applicata, che per primo al mondo ha sequenziato il genoma della vite, e il sostegno del mondo cooperativo. La realizzazione dei primi vitigni è datata 2011 e oggi sono già 15. Proprio i vivai cooperativi di Rauscedo hanno introdotto i primi vitigni resistenti che attualmente riproducono ed esportano in oltre 20 paesi del mondo, in primis la Francia.